più di 1000 casi di Covid in Veneto, l'allerta resta alta anche in vista delle manifestazioni No Green Pass in programma. Per la prima volta il presidente Zaia parla di pandemia dei non vaccinati. Circa 2000 persone hanno partecipato a Padova all'evento No Green Pass 100 giorni da Leone, vietato il corteo in città e raduno al Parco d'Europa alla Stanga. Manifestazione di piazza Borgo Valbelluna per far fronte comune alla crisi di ACC e Ceramica Dolomite. Insieme ai lavoratori anche i vescovi di Vittorio Veneto e Belluno. Chiesa Gremite, così il sagrato a Carpenedo nel giorno del funerale di Iotica Piaser, la 29enne che ha perso la vita nello schianto lungo la Triestina, l'abbraccio ai genitori e al fidanzato. Stato di attenzione in Veneto occidentale, in particolare nel Vicentino, per le forti piogge annunciate nelle prossime ore, previsti rovesci intensi nelle zone prealpine e pedemontane. Mentre molte categorie sono riuscite a riprendersi, non è così per i tassisti che oggi al Laguna Palace hanno presentato i dati degli effetti della pandemia sulla categoria. A Venezia dicono la situazione più critica. Festa a Padova per i 70 anni del QAM Medici con l'Africa. La ONLUS, ramo della diocesi che opera in 8 stati del continente, ha aggiornato i suoi sostenitori sui progetti conclusi e quelli futuri. Presente anche il ministro degli esteri. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano l'andamento della pandemia in Veneto, dove si registra per il terzo giorno consecutivo più di 1000 contagiati da Covid. L'allerta resta dunque alta anche in vista delle manifestazioni contro il Green Pass in programma nelle prossime ore. Per la prima volta il presidente Zaia parla di pandemia dei non vaccinati. Siamo davanti a quella che potremmo già iniziare a definire la pandemia dei non vaccinati. Purtroppo è così. Io spero che ci sia sicuramente un intervento pacificatore, perché questa comunità non ha bisogno di conflitti al suo interno. Dall'altro però noi sappiamo che se oggi possiamo quantomeno vivere liberi e non avere le restrizioni, lo dobbiamo al fatto che l'84,6% dei veneti si sono vaccinati. È la prima volta che il governatore del Veneto usa l'espressione pandemia dei non vaccinati, già utilizzata nelle scorse settimane da alcuni leader europei per definire quella che a tutti gli effetti è la quarta ondata. Lo fa da Padova, ospite del QAM, guardando ai numeri del bollettino regionale che per il terzo giorno consecutivo parlano di più di 1000 positività al Covid nelle 24 ore in Veneto, 1125 per l'esattezza dopo i picchi di 1077 e 1029. Toccano quota 300 i ricoveri in area non critica, resta 60 il numero di posti letto occupati nelle terapie intensive. Continuiamo a dire che l'80% dei ricoverati in terapia intensiva è non vaccinato, ma ricordo che l'80% di quei ricoverati non vaccinati rappresentano solo il 15% della popolazione, quindi sono dati importanti. Numeri sotto controllo, ma in evoluzione molto rapida, forse troppo. I numeri sono ancora contenuti, sono bassi, ma crescono forse un po' troppo velocemente. Io credo che dobbiamo mantenere alta l'attenzione, dobbiamo mantenere alte le misure che finora ci hanno permesso di contenere l'epidemia e vaccinarsi. Non dobbiamo abbassare la guardia, perché il passaggio in altre zone a situazioni più critiche è effettivamente molto facile. Inevitabile quindi guardare alle manifestazioni no pass del weekend. La stretta delle prefetture c'è stata, ma il problema resta proprio per la tipologia della protesta. Sono manifestazioni all'interno delle quali c'è anche un po' di ostracismo, ad esempio verso la mascherina. Del resto alcuni esponenti di che oggi protestano contro il vaccino a marzo 2020, aprile 2020 erano no mask e protestavano anche contro la mascherina. Allora mi chiedo se il problema è il vaccino o il problema in generale è qualcos'altro. E a proposito di manifestazioni, erano circa 2000 le persone che hanno partecipato oggi a Padova all'evento nazionale No Green Pass 100 giorni da Leone. Vietato il corteo in città, c'è stata una lunga serie di discorsi da parte degli organizzatori. 2000 persone hanno partecipato alla manifestazione nazionale Un anno da Leoni, che ha radunato i simpatizzanti e gli attivisti del movimento No Green Pass al Parco d'Europa alla Stanga. Un happening sull'erba con popolo di varie età e ceti sociali. Negata dal questore Sbordone la manifestazione con le auto in centro, chiusi con catene e lucchetti i cancelli carrai, accesso solo a piedi. Un happening che ha ospitato sul palco i leader Novax del nord-est e di mezza Italia, con discorsi che hanno tirato in ballo anche l'anticapitalismo.
di sapore no global e di critica al servizio sanitario. Reputi inutili i tamponi, li fai pagare, li reputi inutili, quando sono eventualmente l'unico strumento per certificare la negatività e lascia andare in giro libere allo stato brado persone vaccinate con un farmaco non immunizzante, quindi contagiose e contagiabili, va da sé che la tua preoccupazione non è tanto la salute del cittadino quanto il fatto che il cittadino abbia il Green Pass, perché il Green Pass poi è uno step intermedio per arrivare magari a un'identificazione digitale e a un qualcosa d'altro. Si è intanto attivato il merchandising con lo slogan ispirato purtroppo a Mussolini, mentre per non farsi mancare nulla il movimento ha annunciato un capodanno no Green Pass per il 31 dicembre a Lignano Sabbiadoro. E c'è una notizia che arriva dalla questura di Padova con gli aggiornamenti dopo la manifestazione, la questura che rende noto che la manifestazione andata in scena presso il Parco d'Europa si è svolta regolarmente in forma statica senza turbative dell'ordine pubblico. Nel corso del deflusso un manifestante ha contestato con veemenza la presenza della polizia a presidio di uno dei varchi di ingresso e uscita dal parco stesso. È stato identificato e allontanato dagli agenti in servizio e sarà segnalato all'autorità giudiziaria. È stata inoltre riscontrata una diffusa inosservanza delle norme nazionali e della recente ordinanza del sindaco di Padova Giordani sull'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ovvero la mancanza dell'utilizzo della mascherina. In merito sono in corso specifiche attività anche basate sull'analisi delle immagini dell'evento che porteranno alla contestazione delle previste violazioni amministrative a carico di promotori e partecipanti alla manifestazione. E nell'Alta Marca Trevigiana, Follina per l'esattezza, contagiata un'intera squadra di calcio, gli allievi della Follinese in 13 a casa. Un'intera squadra, quella degli allievi, costretta a casa dal Covid. Un cluster vero e proprio, quello emerso a Follina, dove presidente e segretario della società di calcio sono il farmacista Mimo D'Agostino e il figlio Andrea, che hanno preso in mano la situazione per cercare di arginare il contagio. Noi subito abbiamo capito che la situazione doveva essere il più possibile limitata, quindi abbiamo bloccato gli allenamenti e avvisato il SISP, fino a quando ci hanno risposto con un ordine di quarantena, di contumacia e con la richiesta dello svolgimento di un tampone rapido a tutta la squadra. Sono emerse le altre positività per arrivare a 11 giocatori su 20 e 2 dirigenti, che sono numeri notevoli. Ragazzi di 15-16 anni, chi asintomatico, chi con raffreddore e qualche linea di febbre e poi i 2 dirigenti. Fortunatamente sembrerebbe, ma sono passati già diversi giorni, che nessuno abbia sviluppato manifestazioni forti della malattia. Un focolaio che rispecchia l'aumento dei casi che si registra anche in paese, sottolinea il presidente farmacista, che fa centinaia di tamponi al giorno. Se io prima prendevo 0 positivi e adesso ne prendo un paio al giorno, vuol dire che un incremento della positività c'è. Ecco. Ma penso che se come a Follina sia anche negli altri comuni e sia a livello nazionale. Per i ragazzi della Follinese intanto si attendono i tamponi molecolari e la fine della quarantena. Resta il problema della gestione della guarigione, perché tutti i guariti devono stare un mese fermi e poi rifare la visita medica agonistica. Di conseguenza anche le partite di tutto il periodo salteranno e sentendo la delegazione provinciale bisognerà studiare un piano di recuperi nel corso della primavera, perché fino a dicembre effettivamente non riusciremo a giocare. Voltiamo pagina, andiamo a Mel, dove oggi c'è stata la manifestazione di piazza nel comune di Borgo Valbelluna per fare fronte comune alla crisi che coinvolge 2 aziende storiche come ACC e Ceramica Dolomite. Fronte comune non solo tra lavoratori ma anche tra forze politiche e sociali del territorio, ma non solo. Mel, gli operai, i vescovi, la politica in piazza, con quali speranze, Assessore? Ma intanto con la convinzione che dobbiamo tenere tutti una posizione molto unitaria e coesa, e credo che la piazza lo dimostri, dai vescovi
non credo sia mai accaduta una cosa del genere, al mondo del lavoro che ovviamente è sempre presente, ma anche a tutta la politica. Qui non ci sono distinguo, noi dobbiamo dire con chiarezza e con fermezza che queste due realtà, perché in questo territorio insistono due realtà di particolare rilevanza produttiva e occupazionale, noi dobbiamo difendere queste due produzioni che sono entrambe strategiche per l'Italia. Sono momenti drammatici perché non sappiamo più da che parte cosa fare e che azioni in qualche modo attivare per poter stimolare delle risposte concrete da parte del Ministero. Come governo noi abbiamo cercato di poter lavorare con le due aziende, la CIC e l'Idea Standard. Per la CIC ci sono di fatto due possibilità, quella che secondo me è più possibile è chiaramente una grande azienda già del territorio, ha fatto importanti investimenti, siamo pronti per una nuova Gnucco mettendo a disposizione attraverso il fondo di salvaguardia 10 milioni di euro per la continuità dell'attività dello sviluppo dei compressori, della loro produzione per ACC. Ci sono 1000 posti di lavoro che ballano e quindi è doveroso che la politica prenda una posizione smettendo di prendere in giro gli operai, i dipendenti e le comunità locali. Abbiamo bisogno delle risposte al Ministero, per questo con i colleghi parlamentari martedì saremo da Giorgetti proprio per capire e per fare un punto di chiarezza. Io credo che questi lavoratori, queste lavoratrici abbiano bisogno di questo, di un punto di chiarezza e di una prospettiva. E come avete sentito in piazza insieme ai lavoratori e alla politica anche due vescovi. Una piazza medievale bellissima, ricolma di bandiere e di speranze. Lavoratori di ACC e Ceramica Dolomite insieme e insieme a loro i vescovi della loro provincia e della loro diocesi, Belluno e Vittorio Veneto. Due aziende dovessero chiudere, si apre una situazione molto precaria per tutto il territorio, per tutta questa vallata. Primo. Secondo, anche la richiesta di aiuto da parte delle autorità civili che si sono dimostrate molto sensibili e molto preoccupate e quindi domandano che anche la realtà ecclesiale si faccia interprete e portavoce di questa preoccupazione e dia il suo sostegno. Ci siamo perché siamo coinvolti pienamente col vissuto delle famiglie, delle persone, qui dei lavoratori e delle comunità. E quindi questa presenza vuol dire una presa di consapevolezza che dobbiamo costruire insieme una storia e costruire insieme anche quello che è il lavoro, che deve diventare il lavoro per la società. Blitz del movimento NOTAV nell'area del futuro cantiere dell'alta velocità nel Vicentino, dove una cinquantina di persone in tuta bianca e con il volto coperto ha sabotato l'area smontando le reti di recinzione e scrivendo con lo spray verde alcuni slogan contro l'opera ferroviaria. L'azione è stata compiuta nei pressi del futuro cantiere appunto tra Montecchio Maggiore e Altavilla Vicentina. Il traffico lungo la linea ferroviaria Verona-Padova è stato sospeso per un breve lasso di tempo per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari. Sui fatti indaga la Digos della Questura di Vicenza. Andiamo adesso nel veneziano con i funerali a Carpenedo di Iotica Piaser, la 29enne che ha perso la vita nel tremendo schianto lungo la Triestina. In centinaia, dentro e fuori la chiesa dei Santi Gervasio e Protasio a Carpenedo, si sono presentati per l'ultimo saluto a Iotica Piaser, la 29enne mestrina morta nella notte tra domenica e lunedì in un incidente sulla Triestina nel quale ha perso la vita anche la famiglia Ciobanu, residente a Jesolo. Sulla bara bianca sono posizionate rose rosse, rosa e un girasole, forse a simboleggiare il sorriso di Iotica, quel sorriso di cui tutti parlano. Composti nel loro immenso dolore i genitori Fabio Piaser e Patrizia Carrer, il fidanzato Marco Bulegato che stretti in un abbraccio hanno accompagnato Iotica in chiesa dove ad attenderla c'era il parroco Don Gianni Antoniazzi per celebrare la funzione. Presenti i tanti amici di Ioti, così la chiamavano, i compagni del suo corso di salsa e della scuola di equitazione.
I colleghi suoi e del papà, dentista all'ospedale dell'Angelo e titolare di uno studio a Mestre dove Iotica lavorava da qualche tempo. Anche la presidente del Consiglio Comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, ha voluto portare il suo saluto. Tutti commossi nel ricordare il sorriso, l'allegria di Ioti. I familiari avevano espresso il desiderio di non portare fiori, ma di fare un'offerta per le suore missionarie della Carità Maria Teresa di Calcutta. Iotica viveva a Chirignago, si era diplomata al liceo Stefanini di Mestre e laureata in scienze politiche, relazioni internazionali e diritti umani. Da poco aveva trovato l'amore di Marco, un ragazzo di Mestre con cui aveva anche iniziato a convivere e che ora dovrà andare avanti senza di lei, così come chi la amava, portando nel cuore il suo sorriso e l'entusiasmo che aveva nei confronti della vita. Martina Pigliapoco, la carabiniera 26enne della caserma di San Vito di Cadore, tra i 33 cittadini che hanno ricevuto dal Presidente della Repubblica l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. La carabiniera lo scorso ottobre aveva salvato dal suicidio una mamma parlando con lei per ore su un ponte tibetano. I riconoscimenti sono andati a persone che si sono distinte per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l'attività in favore dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità, del diritto alla salute e dei diritti dell'infanzia. Tra questi appunto la carabiniera Martina Pigliapoco per il coraggio e la sensibilità dimostrate nell'esercizio delle sue funzioni. Meteo è allerta arancione in Veneto nelle prossime ore. Il bollettino del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto segnala infatti l'arrivo di precipitazioni diffuse in particolare nelle zone prealpine e pedemontane centro-occidentali, con particolare riferimento al Vicentino, dove i quantitativi saranno consistenti e abbondanti. Probabili forti rovesci accompagnati anche da qualche temporale in pianura. La Protezione Civile regionale ha dichiarato fino alla mezzanotte di lunedì lo stato di attenzione per la rete idraulica principale del bacino Alto Brenta Bacchiglione Alpone. Mentre molte categorie sono riuscite a riprendersi dalla crisi provocata dal Covid, non è così per i tassisti che oggi al Laguna Palace di Mestre hanno presentato i dati degli effetti proprio della pandemia sulla loro categoria. A Venezia dicono la situazione più critica. La categoria dei tassisti sia su acqua che su gomma non è ancora riuscita a rialzarsi dalla crisi provocata dalla pandemia. Taxi Veneto ha presentato i risultati della ricerca del centro studi CGA che fotografa la loro situazione economica. La categoria ha subito anche più di molte altre realtà le difficoltà della pandemia e del post-pandemia. Non c'è stata la ripresa che invece per fortuna altre categorie hanno potuto attraversare. E proprio per questo, perché il tempo sta scadendo, le imprese non reggono più la crisi, bisogna che il governo dia delle risposte, crediamo, molto rapide e immediate, e certamente la risposta non può essere quella di una liberalizzazione non concordata. A subire i contraccolpi peggiori è stata Venezia, che oltre alla pandemia ha dovuto fare i conti anche con l'acqua alta del novembre 2019. I mancati arrivi del turismo internazionale, l'impossibilità di svolgere fiere e convegni, l'azzeramento della croceristica. Lì le perdite raggiungono a volte il 90%, quindi lei capisce che mettono a rischio di sopravvivenza le stesse società cooperative o anche di persone, e chiaramente mettono in difficoltà tutti i lavoratori e tutti i professionisti che lavorano nel settore. In altre province la cosa è meno grave, però in ogni caso non meno del 40-50% sul 2019, che è stato l'anno, come noi sappiamo, pre-Covid. Venezia sconta anche nel 2019 la famosa acqua alta. In base a questi numeri il Consorzio propone una serie di provvedimenti e si appella al governo. Noi chiediamo che i provvedimenti che il governo ha attuato per il 2021 vengano riproposti anche nel 2022 con la legge di bilancio. Sostanzialmente la spalmatura degli ammortamenti e delle riserve e delle perdite d'esercizio in più anni, in modo da ridurre il danno sui bilanci, la prosecuzione della cassa integrazione, la riproposizione dei voucher mobilità semplificandoli perché in alcuni comuni questo non ha funzionato, e infine la possibilità di essere inserite come città d'arte in provvedimenti di ristoro come l'ultimo provvedimento del governo Draghi. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco.
Rieccoci in diretta, si è conclusa oggi la 2 giorni dedicata ai 30 anni dalla Carta di Treviso, tra i relatori anche l'ex procuratore Carlo Nordio. La consapevolezza, soprattutto tra i minori, tra i ragazzi, è molto residuale, cioè è scarsa. Loro non sanno cosa sia consentito e cosa non sia consentito. Analisi precisa di fronte alla platea riunita per la 2 giorni dedicata ai 30 anni dalla Carta di Treviso. Perché più che tutelare, i giovani devono essere tutelati da se stessi. Se un ragazzo tiene un rapporto sessuale con una coetanea a 17 anni è perfettamente lecito. Se lo registra nel telefonino commette un grave reato di produzione e detenzione di materiale pedopornografico. E se poi, come fanno spessissimo, lo divulga e lo manda agli amichetti, commette il reato di diffusione di materiale pedopornografico. Dai 18 in su, maggiorenne, viene da noi alla Procura della Repubblica. Dai 18 in giù, purché sopra i 14, perché sotto i 14 non è imputabile, va al Tribunale dei minorenni. Tutela dei minori che passa attraverso la consapevolezza delle nuove tecnologie, anche delle famiglie e non solo. Perché ormai questi strumenti sono in mano anche ai bambini di 10 anni. Spetta essenzialmente alle famiglie, la scuola viene in seconda battuta, ma i due elementi che una volta fondavano l'educazione del bambino, cioè la famiglia e la parrocchia, in questo momento su queste cose forse non sono nemmeno informati. Ecco dunque il punto di ripartenza della Carta, diventata con il documento approvato al termine dei lavori il Patto di Treviso. Partiamo da una sfida, quella di portare questo documento del patto alle istituzioni nazionali ed europee, un lavoro costante che faremo qui a Treviso e che porterà di nuovo Treviso a essere al centro di un confronto su quello che è il futuro delle nuove generazioni in un mondo digitale che sta cambiando. Ogni anno dobbiamo ritrovarci perché il mondo della comunicazione, soprattutto con il digitale, cambia troppo rapidamente e noi dobbiamo tenere un presidio fisso, un punto di incontro, di riflessione e poi per condividere strategie da applicare poi in tempi molto rapidi. Festa a Padova per i 70 anni del QAM Medici con l'Africa, presente anche il Ministro degli Esteri. Prima di rispondere voglio rassicurare che anche alla Farnesina c'è un grande fan club di Donnante. Ovviamente è un modo simpatico per dire che tra il corpo diplomatico e il QAM c'è una tradizione di relazioni e di progetti che hanno salvato la vita a tante persone. Il ministro degli esteri, il commissario europeo Paolo Gentiloni, il già presidente Romano Prodi, l'immunologo Alberto Mantovani, Anthony Fauci, consulente medico di Joe Biden con un videomessaggio. Sono molto felice di avere l'opportunità di ringraziare Medici con l'Africa QAM. E poi vescovi, imprenditori, presidenti di fondazioni bancarie e il tanto popolo che sostiene il QAM Medici con l'Africa, presente alla festa per i 70 anni di attività dell'associazione e per fare il bilancio di quanto realizzato negli ultimi anni. 5 anni fa ci eravamo impegnati ad aiutare, ad assistere 320.000 mamme al parto, cioè garantire loro un parto sicuro. Dopo 5 anni siamo orgogliosi, umilmente orgogliosi, di poter dire che quel risultato l'abbiamo raggiunto e l'abbiamo superato. Da tener conto che 320.000 mamme custodite durante il parto, che vuol dire garantire un cesareo e una trasfusione di sangue, vanno messi insieme ad altri 320.000 neonati che abbiamo aiutato a nascere e che abbiamo custodito. Quindi davvero un grande risultato, ecco, ne siamo molto contenti. Prossimo urgente obiettivo la vaccinazione anti-Covid in Africa. L'ha ribadito anche l'immunologo Mantovani. Su una popolazione di 1,3 miliardi di persone è stata vaccinata una media del 5%, in alcuni stati anche molto meno. Lo sostiene pure uno storico amico del QAM. Quando vedo le cifre del vaccino in Africa siamo più vicini a 0 che non a 10%. Questo è un guaio per loro prima di tutto, ma è un guaio per noi. Perché queste epidemie o si guariscono del tutto o rimangono fra di noi. Il commissario UE ha annunciato che 200 milioni di dosi anti-Covid andranno in Africa. 45 le ha stanziate l'Italia, ha aggiunto il ministro Di Maio, con il governo che dal 2022 al 2026 aumenterà i fondi per la cooperazione di 100 milioni all'anno. Sul palco anche il presidente del Veneto.
ma Don Dante è riuscito anche a creare la donazione di ritorno. Mi chiama durante il Covid, vorrei donare ai veneti, scusate, 3 respiratori, 2, quanti me ne hai donati? 2 respiratori. Io gli faccio, ma scusa, non ti occupavi dell'Africa? Noi non abbiamo bisogno, vero Don Dante? Io ho detto non abbiamo bisogno, anche perché noi da 364 respiratori che avevamo siamo passati a 1016. Mi fa, è un segnale che vogliamo dare. Il QAM è una grande risorsa, non di Padova, è l'orgoglio che è nato a Padova, non per campanilismo, però quello che fa per il mondo a livello internazionale è qualcosa di grande. Siamo in chiusura, vi lascio alle previsioni meteo, grazie per averci seguito, buona serata. Benvenuti al meteo. Bassa pressione sull'Italia, un'intensa perturbazione colpisce il nostro territorio. Sarà una domenica 14 novembre all'insegna del maltempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo spiccatamente instabile, con cielo coperto, frequenti precipitazioni generalmente diffuse e localmente anche intense. Limite delle nevicate intorno ai 1400-1700 metri sulle Dolomiti. Temperature sostanzialmente invariate, da notare la ridotta escursione termica, minime tra 6 e 12 gradi, massime invece tra i 10 e i 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo piogge diffuse, localmente anche forti. Nelle ore pomeridiane via via meno frequenti. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime sui 14-16 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, stessa situazione, precipitazioni un po' dappertutto come vediamo, ma verso sera andrà migliorando. Temperature minime intorno ai 6-9 gradi, massime infine sugli 11 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in compagnia di Antenna 3.